L'attività di polizia giudiziaria che è stata svolta dalla compagnia di Ancona e nello specifico dal nucleo operativo di radiomobile è stata un'attività complessa che trae le sue origini dal giugno del 2015 e che ha visto coinvolto non soltanto la Regione Marche, quindi Ancona e tutta la provincia, ma anche Torre Annunziata, quindi la Campania, financo aggiungere nel Veneto con Verona. Quindi da come appunto si può capire è stata un'attività che prevedeva diciamo, provvigionamento della sostanza stupefacente da Torre Annunziata, successivamente seguiva un vero e proprio stoccaggio nella provincia di Ancona e successivamente veniva venduta la droga a sua volta da altri venditori, altri distributori che poi di volta in volta la distribuivano allo spacciatore per la vendita al dettaglio. Gli arresti che sono stati eseguiti nelle prime ore della mattina di ieri rappresentano quindi soltanto una punta diciamo, di un iceberg, di un'attività molto intensa e come appunto è stato sottolineato molto complessa, visto la difficoltà di effettuare dei veri e propri servizi di controllo, di pedinamento distribuiti su una così grande fascia regionale, coinvolgendo appunto diverse regioni e come appunto dico una punta di un iceberg, poiché nel corso di questi 2 anni si è provveduto ad effettuare una serie di riscontri ben precisi che hanno portato all'arresto di 21 persone appunto trovate in possesso di diversi quantitativi di sostanza stupefacente.